Ero qua a casa che pranzavo con la moglie e niente, mi è arrivata questa chiamata dal presidente Mattarella. Ore 13:30 il cellulare del padre di Jessica squilla. Alain decide di rispondere nonostante il telefono indichi la chiamata di un numero privato, poi la sorpresa. All'altro capo del telefono poche e semplici parole: buongiorno, sono il presidente Mattarella. Mi sarei aspettato magari una risposta via email o una lettera, sì, sinceramente me lo aspettavo, però non così presto, anzi, e una telefonata addirittura mi ha fatto molto piacere. È ancora emozionato Alain Fragasso, il padre di Jessica, 20 anni, vittima con la cugina Sara Rizzotto, 26 anni, del tragico schianto avvenuto lo scorso 30 gennaio in A28. L'auto su cui viaggiavano venne travolta da un imprenditore di origini bulgare che dopo lo schianto fuggì a piedi. Il presidente della Repubblica al telefono ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza alle due famiglie e a tutte le vittime della strada. Era terribilmente dispiaciuto per quanto è accaduto alla vostra famiglia. Sì, molto, l'ho sentito molto abbattuto e comunque ha detto che queste vittime deve finire, cioè bisogna che ci sia qualcosa che blocchi queste stragi perché non è possibile. E dopo che ci vuole, ci dà un abbraccio a tutti, di essere forti, di continuare a lottare e di aver fiducia nella giustizia, questo sì, come io gli ho chiesto, che gli ho detto presidente non è che chiedo chissà che, voglio solo la giustizia. Se non ottengo giustizia, giuro che mi sparo in testa, aveva detto in una nostra intervista. Però sì, mi pento perché in senso bisogna ragionarsi su e come persone intelligenti bisogna pensare alle cose che si dicono e sì, sinceramente sì, mi pento. È dura andare avanti. È sopravvivere questo. Sopravviviamo per nostra figlia e nostra nipote che ci danno la forza di andare avanti. E dico la sincera verità, gli ultimi giorni ero molto triste, ero molto giù, però questo mi ha dato una forza per ripartire. L'interesse del presidente Mattarella ha emozionato e rincuorato i genitori di Jessica. Nel frattempo, l'imprenditore sessantenne alla guida del SUV si trova agli arresti domiciliari. E niente, aspettiamo. Dobbiamo solo fare questo e avere fiducia. Ecco qua. La parola chiave è fiducia. Come quella che le ha augurato il presidente. Esatto, proprio la stessa parola, fiducia, esatto, proprio quello.